Salve, siamo a Dolo, sulla riviera del Brenta, davanti al campanile del Duomo di Dolo. Riguardo a questo campanile ci sono delle storie misteriose che riguardano proprio diciamo, qualche secolo fa la famiglia dei Dauli, che era una famiglia nobile, e in particolare la contessa Dauli. Questa contessa si innamorò di un lavorante della famiglia Badoer, di una famiglia vicina, la famiglia Dauli aveva questa casa davanti al campanile e vicino al cimitero. E ad un certo punto, quando si innamorò di questo povero, ma diciamo di questo bel giovane, subito diciamo, si diffuse questo scandalo e il giovane venne allontanato dalla famiglia Badoer e così diciamo, poi morì. Mentre la contessa anche morì di dolore. E a questo punto venne sepolta nel cimitero accanto e con la tomba rivolta verso la famiglia Badoer per poter anche da morto stare vicino diciamo, a questo giovane. Ma nel 1806, quando Napoleone dismesse tutti i cimiteri, questa, diciamo, questa tomba della contessa si disperse perché, diciamo, non c'era più nessuno della famiglia, e a quel punto, diciamo, da quel momento anche quest'amore rimase ancora vivo, perché si dice che ogni notte in questo campanile si aggira il fantasma della contessa, che cerca di guardare verso la casa Badoer e di rivedere il suo giovane. Salve.